Signore, servite il Signore, gioia. Egli Il gruppo Scout vive la cerimonia dell'apertura dell'anno associativo e quindi è un'occasione anche per affidare i capi e il loro servizio. In questa quarta domenica dell'ottobre missionario, il Signore ci chiama ad essere testimoni di misericordia e fraternità e ci invita a non avere la presunzione di essere migliori degli altri, ma ad essere solidali con tutti e a saper accogliere la misericordia di Dio. Il Vangelo di oggi ci presenta due figure che ci dicono del rapporto che possiamo avere con Dio e con gli altri. Il fariseo, trovandosi nel giusto, ringrazia Dio di non essere come il pubblicano, disprezzandolo, riconoscendo che quello che ha non viene da Dio, ma dai suoi sforzi. Il pubblicano si riconosce come peccatore e bisognoso della misericordia di Dio, a tal punto che, non avendo nulla, comprende di essere completamente bisognoso di Dio e della sua misericordia, l'unica che può riempire le sue mancanze. Anche noi sentiamoci chiamati ad essere testimoni della misericordia di Dio, sapendoci riconoscere bisognosi di Lui e dei fratelli.
Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. Ci troviamo insieme nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E domenica, la nostra Pasqua settimanale, ci troviamo a spezzare il pane e ad ascoltare la parola. Lo facciamo, come abbiamo ascoltato, in comunione con tutta la Chiesa che celebra la giornata mondiale missionaria. All'inizio di questa Eucaristia, nel silenzio del nostro cuore riconosciamo il peccato, il nostro piccolo e grande fallimento di amore. Pietà di noi, Signore, contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Per i nostri peccati, i nostri errori, ci conduca alla vita eterna. Gloria nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella grazia. Preghiamo. O Dio che sempre ascolti la preghiera dell'umile, guarda a noi, come al pubblicano pentito, e fa che ci apriamo con fiducia alla tua misericordia, che da peccatori ci rende giusti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Siracide. Il Signore è giudice e per Lui non c'è preferenza di persone, non è parziale a danno del povero e ascolta la preghiera dell'oppresso, non trascura la supplica dell'orfano, né la vedova quando si sfoga nel lamento. Chi la soccorre è accolto con benevolenza, la sua preghiera arriva fino alle nubi. La preghiera del povero attraversa le nubi, ne si quieta finché non sia arrivata. Non desiste finché l'Altissimo non sia intervenuto e abbia reso soddisfazione ai giusti e ristabilito l'equità. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo assieme e diciamo: il povero grida e il Signore lo ascolta. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltano e si rallegrino. Il volto del Signore
contro i malfattori per eliminare dalla terra il ricordo. Gridano e il Signore li ascolta, li libera da tutte le loro angosce. Il Signore è vicino a chi ha il cuore spezzato. Egli salva gli spiriti affranti. Il Signore riscatta la vita dei suoi servi. Non sarà condannato chi in Lui si rifugia. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, io sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno, non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Nella mia prima difesa in tribunale nessuno mi ha assistito, tutti mi hanno abbandonato. Nei loro confronti non se ne tenga conto. Il Signore però mi è stato vicino e mi ha dato forza perché io potessi portare a compimento l'annuncio del Vangelo e tutte le genti lo ascoltassero. E così fui liberato dalla bocca del leone. Il Signore mi libererà da ogni male e mi porterà in salvo nei cieli nel suo regno. A Lui la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Dio ha riconciliato a sé il mondo in Cristo, affidando a noi la parola della riconciliazione. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. 2 uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno 2 volte alla settimana, pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Parola del Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Ancora una volta Gesù ci parla con le parabole per aiutare la nostra riflessione e fare così un esame di coscienza, parola
interessante oggi sul nostro modo di essere in rapporto, come altre volte ho sottolineato, in rapporto a Dio, in rapporto agli altri, in rapporto a se stessi. Una storia, due personaggi, un fariseo e un pubblicano. Mi colpisce il fariseo, quasi a ricordarci che formalmente possiamo essere ineccepibili, religiosamente impeccabili, eppure, permettetemi, lontano da Dio. Invece, per assurdo, umanamente parlando, qualcuno che è invece peccabile non è impeccabile, anzi è lontano, però appunto alla fine è più vicino lui a Dio. Il rischio di questa parabola è che talvolta rischiamo, permettetemi l'immagine, di vivere un cristianesimo senza Cristo, di vivere una relazione con Dio senza Dio. Perché nel momento in cui tu coltivi la tua relazione col Cristo, riconosci il tuo essere peccatore, il tuo fallimento, e non puoi non aprirti con gli occhi di Dio verso gli altri. Il pubblicano torna a casa giustificato, non perché è un grande peccatore, ma perché si svela a Dio per quello che è. E da qui può cambiare la sua vita. È un passaggio interessante. O mirabile colpa, dicevano i padri della Chiesa, è perché siamo peccatori, no? Che Dio entra nella nostra vita, nella nostra storia. E allora il peccato è la strada nella quale possiamo sperimentare la misericordia di Dio. Don Paolo, allora tu ci inviti a peccare? No. Io vi invito a metterci tutti quanti alla presenza di Dio con la nostra vita, con le sue luci e con le sue ombre. La nostra miseria, le nostre miserie, i nostri fallimenti di amore, che sono tanti, devono essere accettati prima da noi stessi, essere riconosciuti come tali e poi diventano lo spazio in cui Dio, ancora una volta, ci rialza e ricrea un rapporto con noi. Allora stiamo attenti a non essere come i farisei che vivono una fede senza Dio. Sia lodato Gesù Cristo. E domenica siamo invitati a professare la nostra fede. Lo facciamo come nel giorno del nostro battesimo. Domando a me stesso e a voi: credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, e risorto dai morti e siede alla destra del Padre. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa, e noi ci vorremmo di professarla in Gesù Cristo, nostro Signore. Vogliamo elevare al Signore la nostra preghiera e insieme diciamo: donaci, o Padre, la tua misericordia. Per la Chiesa e i suoi ministri, perché sull'esempio di Dio sappiano porsi in ascolto del grido dei poveri, per essere sempre testimoni credibili dell'amore misericordioso del Padre
Preghiamo. Donaci, o Padre, la tua misericordia. Per i governanti delle nazioni, affinché, illuminati dalla sapienza di Dio Padre, sappiano creare un mondo solidale in cui tutti possano sentirsi fratelli, preghiamo. Donaci, o Padre, la tua misericordia. Per le vocazioni missionarie, affinché attraverso l'annuncio della parola di Dio possano essere portatori della misericordia del Padre, che salva e rinnova l'uomo nel suo profondo. Preghiamo. Donaci, o Padre, la tua misericordia. Per tutti gli operatori di carità, perché attraverso il proprio servizio siano testimoni della mano caritatevole di Dio, che consola gli afflitti, sana le piaghe dei malati e si fa compagno di chi soffre la solitudine. Preghiamo. Donaci, Padre, la tua misericordia. Per noi qui riuniti, perché in questa giornata missionaria mondiale la nostra concreta solidarietà alla luce della fede in Dio Padre sia autentica testimonianza di amore fraterno. Preghiamo. Donaci, Padre, la tua misericordia. O Signore, rendici consapevoli di tanti doni ed opportunità che poni nelle nostre mani. Fa che ci impegniamo per il bene di tutti ed esaudisci le preghiere che salgono da tutta l'umanità, specialmente da chi è povero e bisognoso di aiuto. Per Cristo nostro Signore. Ricordo che le offerte che raccoglieremo oggi andranno interamente devolute al Centro Missionario Diocesano per l'opera missionaria della Chiesa mondiale. Continua la nostra Eucaristia offrendo al Signore il pane e il vino. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Preghiamo insieme, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Guarda, Signore, i doni che ti presentiamo, perché il nostro servizio sacerdotale renda gloria al tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria, quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta e con la sua morte ci hai resi partecipi della sua vita immortale. Per questo mistero, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua lode. Santo, Santo è Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna. Osanna
Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo. Continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente e dall'Occidente offra il tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente. Santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino per noi il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. O Padre, celebrando il memoriale della morte e la risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo ed un solo Spirito. Lo Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, i nostri intercessori, presso di te. Ti preghiamo, Padre Onnipotente, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace, salvezza, gioia al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Ti ricordiamo di Duilio, Ninfa, dei defunti della famiglia Boemo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo, Signore nostro, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. A una sola voce preghiamo, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, sia santificato
santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che dite ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardare i nostri peccati e i nostri errori, ma alla fede della tua Chiesa. Dona la pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. Con lo sguardo ci scambiamo il dono della pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. e io sarò salvato. Il corpo, il sangue di Cristo ci custodiscono per la vita eterna.
Preghiamo. Si compia in noi, o Signore, la realtà significata dei Tuoi sacramenti, perché otteniamo in pienezza ciò che ora celebriamo nel mistero. Per Cristo nostro Signore. Su insieme che abbiamo ricevuto, che possiamo ricevere uscendo dalla Basilica, troviamo le notizie e gli appuntamenti per la nostra comunità. Abbiamo già messo gli orari dei giorni della memoria, 1-2 novembre, sia qui in Basilica sia in cimitero. Vi invito già a prendere le visioni in modo da poter preparare e vivere con gusto la nostra preghiera comunitaria anche in cimitero. Don Mauro oggi entra a Fossalon alle ore 10 e sabato prossimo celebrerà la messa qui in Basilica e poi sarà a servizio della nostra comunità. Preghiamo per lui e lo affidiamo le nostre comunità alla volontà del Signore. In mattinata il gruppo Scout vive la cerimonia dell'apertura dell'anno associativo e quindi è un'occasione anche per affidare i capi e il loro servizio e i nostri ragazzi. Li affidiamo a Maria Santissima. Ave o Maria. Benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso. Amen. Uscendo dalla Basilica vi verrà consegnata una lettera un po' particolare nella quale vi invito alla riflessione sulla bellezza del cantare insieme. Leggete e meditate. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona domenica a tutti. Tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi.
ancora sulle tracce della storia. Appartenente all'importante complesso della Basilica di Santa Eufemia, il lapidarium raccoglie reperti di epoca romana e paleocristiana, iscrizioni e aree romane, elementi di sarcofagi romani del II e V secolo d.C., frammenti di sculture decorative paleocristiane e altomedievali. Tra i pezzi più notevoli, anche per la sua storia, diciamo, di provenienza, è questa epigrafe che si riferisce, è una base di colonne, è stata recuperata in Duomo, sotto una delle colonne del Duomo, e la sorpresa è stata che si riferisce al restauro delle terme romane di Altino, quindi un'epigrafe di età augustea, quindi una delle più antiche che abbiamo qui nella collezione di Grado, e significa che il materiale usato nella costruzione del Duomo veniva preso anche molto lontano da qui, non solo da Aquileia, che come è noto dopo la distruzione di Attila era divenuta una grande cava di materiale. Un altro pezzo bellissimo, una delle acquisizioni relativamente recenti della collezione archeologica gradese è questa stele con ritratto di un alto magistrato, forse un console, manca la parte epigrafica, quindi non sapremo mai chi è il personaggio raffigurato. È un bellissimo pezzo di epoca costantiniana, quindi possiamo dire della prima metà dell'inizio del IV secolo. Tra i pezzi più ammirati della collezione lapidaria di Grado sono queste due lastre di sarcofago figurate di produzione forse microasiatica, quindi dell'Asia minore, diciamo. A pilastro, in questa parte della galleria, che è la sezione che convenzionalmente si chiama paleocristiana, anche se sono pezzi ormai già alto medievali in quanto datazione, abbiamo una serie di bellissimi capitelli in posta, decorati su 2 o 3 facce con rilievi tipicamente bizantini, figure vegetali o animali simbolici, il pavone, eccetera. Le radici di una grande storia filiano un presente dove la cultura ha un ruolo importante. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano né filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai di più per voi? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Una lunga avventura umana e spirituale nel segno della provvidenza attraversa l'Ottocento friulano e offre alla Chiesa del terzo millennio la figura di un santo che si fece povero per i poveri, per gli ultimi e per i diseredati. Fili sottili e di un mistero soprannaturale legano la sua esistenza a quella di un'umanità sofferente ed intrecciano la vita di padre Luigi Scrosoppi a quella di altre creature di Dio nel dolore. Un dolore che attraversa il tempo e in lui, oggi come allora,
trova conforto e compone nelle tante sofferenze risanate, nelle inspiegabili guarigioni fisiche e morali compiute, il mosaico di una santità vissuta in un quotidiano lavoro a servizio degli altri. Nascosta e semplice, la sua vita ne dà testimonianza. Una vita che inizia tanto tempo fa, in una piccola città nel nord-est d'Italia. Un microcosmo, quella Udine ancora circondata dalla cinta medievale delle mura, che vive il declino di Venezia e l'ascesa di Napoleone, gli anni di guerra tra francesi ed austriaci, le vittorie e le sconfitte, la povertà, le carestie, la fame. Una situazione drammatica, in una terra di passaggio per gli eserciti in armi, in un periodo in cui l'Europa intera vive l'avventura del Bonaparte, il suo sogno imperiale e la sua fine in una lontana isola dell'Atlantico, con la restaurazione di un ordine antico che per Udine e l'intera regione significherà l'appartenenza ai possedimenti degli Asburgo di Casa d'Austria. È in quella Udine ottocentesca, dove residenze signorili e monasteri, povere case, rogge e piazze di mercato convivono con campi coltivati, grandi orti, stalle e fienili, che il 4 agosto 1804 nasce Aloisio Domenico Scrosoppi, nelle case della parrocchia del Redentore. Solide sono le radici cristiane della famiglia. Il padre, Domenico, fervente iscritto alla Compagnia del Crocifisso, antica confraternita di origine cinquecentesca, è orafo con bottega al portico di Piazza delle Erbe. Nella sua vita, che si dipana tra lavoro e impegno di fede, entra all'inizio del secolo Antonia Lazzarini, udinese anch'essa, vedova del nobile Francesco Filaferro, con un figlio 14enne, Carlo. Ospite di una sorella, era da poco tornata in città da Klagenfurt, dove la famiglia aveva cercato rifugio davanti all'avanzata vittoriosa delle truppe francesi dopo la battaglia del Tagliamento e dove il marito, a soli 47 anni, era morto. Nella casa di via Canciani, che li accoglie, abitano anche gli Scrosoppi. Sensibile alla sofferenza del prossimo, Antonia si dedica all'assistenza dei malati e dei tanti che vivono un'esistenza scandita dalla miseria. Conosce Domenico e nel 1802 accetta di sposarlo. Da quel matrimonio nascono 2 figli, Giovanni Battista e Luigi. Entrambi sceglieranno una vita dedicata al sacerdozio. Una scelta precisa, su una strada limpida e chiara, già tracciata dal primo figlio di Antonia, Carlo, entrato nell'oratorio di San Filippo Neri. Centro di grande richiamo spirituale, l'oratorio, sede della congregazione dei Filippini, vedeva vivere entro le sue mura e nella chiesa di Santa Maria Maddalena un gruppo di sacerdoti e di confratelli laici che facevano vita comune, devolvendo le rendite dei beni posseduti alle opere di carità. In un secolo di forti contrasti, grandi ideali e accese lotte politiche, in una società complessa e difficile, dove lo sfarzo di nobili famiglie e di borghesi ricchezze sfioravano, spesso senza incontrarle, grandi e antiche povertà, l'impegno dei Filippini e di Carlo, ordinato sacerdote nel 1809, si scontra con una politica verso il clero fatta di confische di beni e soppressione di ordini religiosi, che non risparmiano nemmeno l'oratorio. E intanto la città cambia. La Commissione Dornato, istituita da Napoleone e mantenuta in epoca austriaca, lavora sull'assetto urbano. Nascono progetti di nuove costruzioni, si interviene sulle facciate di case e palazzi, si allargano vicoli e strade.
Ma è proprio su quelle strade, così armoniosamente disegnate, che si affollano schiere sempre più numerose di poveri e mendicanti, che le mura della città, nuovo sistema di difesa, stavolta al pubblico decoro, cercano di arginare. Dal 1813 al 1817 la carestia, la fame, le malattie battono l'intero Friuli. Le annate agricole sono disastrose. In montagna non maturano nemmeno i cereali minuti, il sorgo rosso, il saraceno, la segara. E una umanità dolente inizia a fuggire dalla fame e da inverni mai così rigidi che si prolungano fino a primavera inoltrata. Anche la pioggia sembra non voler smettere mai. Campagne allagate e i prezzi dei cereali, quando e se si trovano, cresciuti del 300%. Alla fame, nei primi mesi del 1817, si aggiungono un'epidemia di vaiolo e di tifo. Sui 17.000 abitanti di Udine ne muoiono 2.000. Molti sono mendicanti, che la mattina vengono trovati senza vita lungo le strade. Anni difficili, in cui convivono severe misure di ordine pubblico, come questo imperial regio decreto che impone l'allontanamento dei vagabondi questuanti, e la necessità di nutrire quella massa di disperati che preme sulla città. Pubblica elemosina ed interventi filantropici di privati tentano di arginare un'emergenza sempre più pesante. E l'idea, nata tra le mura di quell'oratorio dei Filippini che non esiste più, prende forma e si concretizza nell'aprile del 1816 con una casa per le derelitte. Bambine, orfane, creature abbandonate, che nello stesso luogo dove ora sorge il Collegio Udinese della Provvidenza vengono accolte e che dal 1822 verrà diretta da padre Carlo Filaferro. Accanto a lui il più giovane dei fratelli, Luigi, che nel Duomo di Udine il 31 marzo del 1827 viene ordinato sacerdote, scegliendo poi di vestire anch'egli l'abito dei Filippini. Nella piccola casa si occupano delle bambine 2 maestre d'ago, di forbici e di faccende domestiche, Santa Marpillero di Venzone e Margherita Gaspardis di Sevegliano, che sarà poi la prima superiora delle Suore della Provvidenza. E una vita finalmente serena, dove tanti, come testimoniano questi antichi strumenti musicali, conservati ancora oggi nella casa, sono i momenti felici e di gioco per creature che nessuno vuole, in una società rigidamente strutturata che non accoglie chi per nascita e censo non rientra nelle regole dei benpensanti. Per padre Luigi non è così. La carità va chiesta, cercata, giorno dopo giorno, senza curarsi di regole non scritte, delle voci di una città imbarazzata che mormora su quel prete che bussa ai portoni di case e palazzi e chiede, stende la mano per le bambine che aspettano e che sempre più numerose la casa accoglie. Certo, padre Luigi sfidò il perbenismo del suo tempo e non ebbe timore ad allungare la mano e ricevere anche qualche schiaffo pur di raggiungere il risultato di aiutare le ragazzine orfani o abbandonate. Ma quel che più balza all'evidenza nell'Ottocento di padre Luigi è il suo modo di praticare la carità, che è stato un modo professionale, dovremmo dire oggi, un modo che escludeva l'elemosina, lo stile elemosina, e invece impiantava una carità che desse dei frutti duraturi. Così
lui volle che le sue suore, che si dedicavano sia alle ragazzine, all'educazione, sia all'assistenza ospedaliera generica o per i sordomuti o per gli ammalati psichici, lui riteneva che dovessero essere professionalmente preparate e che dunque dovessero apprendere i diversi linguaggi e modi tecnici precisi perché la carità durasse nel tempo. E padre Luigi continua. Tende la mano in città e lungo le strade di campagna, su di un carro che la gente impara a riconoscere. E i registri della casa si allungano nei resoconti di quanto quella carità cercata offre alle bambine. Carità e provvidenza, cardini sui quali padre Luigi inizia un'altra impresa, la costruzione di una casa più grande, che possa accogliere le bambine sempre più numerose e le maestre per un'esperienza di vita religiosa che tocca da vicino la fame e la povertà e che fa nascere una nuova congregazione dove il numero delle vocazioni è sempre più alto. E anche qui, padre Luigi non segue le regole. Tra le mura della casa entrano giovani donne, spesso di umili origini, che padre Luigi chiama e che già conoscono il lavoro di un quotidiano fatto di sacrificio e rinunce e lo offrono alle bambine e ai tanti poveri della città. Perché la casa è sempre più aperta ai bisogni degli altri e padre Luigi vuole per le suore della provvidenza un apostolato attivo e una preparazione attenta nella ricerca di una professionalità che le accompagni nella loro esperienza di vita e che riesca ad educare e a formare le bambine della casa, a cui padre Luigi vuole si insegni anche a leggere, scrivere, far di conto. Potremmo definire padre Luigi un profeta della questione femminile, soprattutto in un secolo in cui la donna, la più povera, era in posizione subalterna e marginale. Padre Luigi è un prete controcorrente che ha voluto per le sue assistite, soprattutto per le sue suore, lavorare in tre direzioni. Intanto far prendere coscienza alle donne della loro dignità su un fondamento teologico, che Dio ama tutti e tutti sono uguali per Lui. Secondo, far prendere coscienza della opportunità, comunque della necessità di una professionalizzazione, di una istruzione per spendersi nel mondo, e terzo, quello di contribuire alla costruzione di una società con il proprio genio femminile, in quanto donne, quindi spendersi per la propria promozione, per la propria liberazione. La giovane congregazione delle Suore della Provvidenza viene costituita nel dicembre del 1845. L'autorizzazione pontificia arriverà poi nel 1862. 15 suore vestono l'abito e accettano l'osservanza delle regole di povertà, castità e obbedienza.
e la missione continua e si allarga. Padre Luigi acquista un podere ad Orzano, dove mandare le bambine durante l'estate e coltivare la terra per le necessità di una comunità che diventa sempre più grande. Un legame profondo unisce Padre Luigi a quella casa, a quella terra, a quel piccolo paese, dove nel 1853 aprirà anche una scuola. Ma non basta ancora. Portogruaro, Cormons, Primiero, Tesero, Trento, Pergine, Rovigno, San Vito al Tagliamento, Roncegno saranno gli altri tasselli che andranno a comporre quel misterioso disegno che la provvidenza prepara per Padre Luigi e per le sue suore. Asili, scuole popolari, oratori festivi, case per ammalati, istituti per rieducare. La carità si moltiplica. La scelta per i più poveri è compiuta da tempo e nulla più che un atto formale diventa la donazione di tutto ciò che Padre Luigi possiede alla congregazione. Così scriverà in una lettera del 1879 alla Superiore del Tempo. Ora il tutto è di assoluta proprietà loro, per cui ella disponga a suo piacere di ogni cosa. Voglia levare ogni segno che si trova nelle cose che un giorno erano mie e metterle nelle cose comuni della religiosa loro comunità. Delle nuove fondazioni, l'anima è Padre Luigi. Lui, testimonia un documento raccolto nel Summarium per il processo di beatificazione, trattava, lui scriveva, lui viaggiava, qualunque fossero le sofferenze o le intemperie, lui qua e là, senza che nulla lo intimorisse, con l'energia di un giovane e l'assennatezza di un vecchio. Provvedeva a tutto e per tutti, e non v'era opera pia di carità, di manifestazione di fede, alla quale non volesse partecipare. Non c'era lacrima che non volesse asciugare, o male a cui, potendolo, non avesse cercato di porre rimedio. Tanto più rapido è lo sviluppo della comunità, tanto più intensa è la vita interiore di Padre Luigi, che strumenti di penitenza come questi raccontano, in quella ricerca continua dell'umiltà, di un'ascesi mistica che nel silenzio nascosto e nella solitudine mortifica la carne. La congregazione delle Suore della Provvidenza si allarga sempre di più, mentre anni e vicende storiche passano sullo sfondo della lunga vita di Padre Luigi, che lentamente si avvicina all'ultimo atto. All'inizio del 1884 le sue condizioni di salute peggiorano e i medici diagnosticano una forma grave di dermatite che provoca dolorose ulcerazioni in tutto il corpo. Nella casa le preghiere sono tutte per lui. Bonum mihi Domine qui umiliasti me. Ti ringrazio Signore perché mi hai umiliato. I dolori sono lancinanti. Ferito nel corpo, Padre Luigi continua nel suo lavoro. Troppe faccende da sbrigare, dirà quando ormai non può più alzarsi dal letto, per dare così tanta importanza ad una malattiucola come questa. Le forze diminuiscono rapidamente. Il respiro si riduce ad un soffio difficile e il 3 aprile del 1884 l'anima del servo buono e fedele si congiunge a Dio. Da subito una fama di santità circonda quell'umile prete, sepolto nella amata Orzano, e da subito cominciano a circolare notizie di guarigioni fisiche inspiegabili, di grazie ricevute per la sua intercessione, di eventi miracolosi di cui la Chiesa inizia ad occuparsi.
Luigi Scrosoppi, un santo fra la nostra gente, un santo in casa nostra. Quando era ancora vivo di Luigi Scrosoppi, la gente percepiva un'attitudine, una vita, un modo di essere che partecipava della stessa natura di Dio, cioè di quella carità che un uomo accoglie quando discende nella sua storia accompagnato dalla fede in Cristo e con una speranza che lo porta a curvarsi sul suo simile, sui bisogni del suo simile. La santità di Luigi Scrosoppi è stata riconosciuta, certo, con un processo canonico che è iniziato circa 50 anni dopo la sua morte, ma la santità si è manifestata con dei segni concreti che attraverso la sua intercessione Dio ha concesso a dei bambini, a degli uomini, i segni prodigiosi con cui Rocco Sartorelli, siamo nel 1936, guarì da una osteomielite, Siro Marizzoli nel 1942 guarì inaspettatamente da una encefalite gravissima, e l'ultimo, l'africano dello Zambia, Peter Chungu Shitima, nel 1996, vide che la sua polineurite periferica, cioè una patologia dell'AIDS in fase terminale, era risanata inaspettatamente grazie all'intercessione, alla preghiera rivolta a Dio attraverso Luigi Scrosoppi. Un santo tra noi, un santo vive e continua a vivere perché Dio è il vivente e attraverso di lui l'opera di Dio, che è il beneficare l'uomo, si manifesta attraverso quelli che sono gli amici di Dio, quelli che hanno vissuto in intimità con Lui attraverso la fede in Gesù Cristo. Uno di questi è appunto Luigi Scrosoppi. Autoritate Domini nostri Gesù Cristo, Beatorum Apostolorum Petri et Pauli, agnostum, natura deliberazione prehabita e divina opere sepius implorata, ac de plurimorum fratrum nostrorum consiglio, Beatos Aloysium Scrosoppi, ac sanctorum catalogo adscribimus statuentes eos universa ecclesia inter sanctos pia devotione recoli dever, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. L'opera di padre Luigi continua e ancora fili sottili e di un mistero soprannaturale legano la sua esistenza a quella di un'umanità sofferente e ancora intrecciano la vita di San Luigi Scrosoppi a quella di altre creature di Dio nel dolore. Un dolore che attraversa il tempo e in lui e nell'impegno delle sue suore in Italia e all'estero, dal Brasile all'Uruguay, Africa, India, Bolivia, Moldavia e Romania, oggi come allora trova conforto e testimonianza. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, non mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano né filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro.
Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai di più per voi? Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ebbene sì, pace e bene a tutti, buona domenica dalla regia di Mater Dei, Friuli TV, la TV religiosa. Una buona domenica, oggi daremo una piccola spiegazione su quello che trasmetteremo in questo spazio a noi riservato. Avremo la Santa Messa dalla Basilica Patriarcale di Grado di Santa Eufemia. Celebrerà Monsignor Paolo Nutarelli. Dopodiché abbiamo scelto alcune situazioni della trasmissione settimanale del magazine Passaggi in Istria. Quest'oggi visiteremo un pelino le campagne istriane. Questo è un appuntamento che si rinnova ogni domenica a partire dalle 9, sempre in collaborazione realizzato da Eugenio Bassanese. Buona visione e buona domenica a tutti. Ed eccole le 3 cose da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia prima della fine del mondo. Una delle 3 cose va assolutamente fatta. Gli stessi territori che sono anche quelli di Go 2025. Abbiamo fatto una consueta scelta, un po' di destra esonzo, un po' di sinistra esonzo, e quindi anche questa settimana ci sono ben 3 eventi da seguire molto importanti. E abbiamo il primo evento, la prima cosa da fare è essere domenica a Gorizia per la sfilata, per tutti gli eventi per quanto riguarda i 100 anni degli alpini della sezione di Gorizia. Come vedete nella scheda di promoturismo a destra c'è il manifesto per il centenario, come vedete, della sezione di Gorizia, Associazione Nazionale Alpini. Andiamo a vedere la scritta: sezione Alpini di Gorizia, celebrazioni per il centenario. Per quanto riguarda la scheda di promoturismo ci sono variati luoghi: Museo di Santa Chiara, Corso Verdi, Teatro Verdi, Parco della Rimembranza, Corso Italia, eccetera eccetera. Ma l'evento clou di questa giornata di domenica è in realtà la sfilata che si tiene domenica mattina qui, Parco della Rimembranza, Corso Italia, ore 9:15 alzabandiera, a seguire onore ai caduti al monumento centrale. Poi altre cose da fare: alle 10 ammassamento e sfilata lungo Corso Italia e Corso Verdi
Verdi con arrivo in piazza Vittoria. Inoltre poi alle 11:30 è prevista la messa presieduta dall'arcivescovo di Gorizia Monsignor Redaelli con tutte le sezioni ANA del Friuli Venezia Giulia per il 151esimo anniversario della fondazione del Corpo degli Alpini e per la diffusione del culto del beato Don Carlo Gnocchi. Nel 14esimo anniversario della sua beatificazione sarà presente una reliquia del beato di Don Carlo Gnocchi. Al termine del rito religioso, intervento delle autorità. Inoltre questa domenica termina alle ore 17 con la Maina Bandiera al Parco della Rimembranza. Quindi la prima cosa da fare è andare a Gorizia a seguire gli eventi che fanno gli alpini della sezione di Gorizia per quanto riguarda i 100 anni della sezione di Gorizia. Andiamo a vedere la seconda cosa da fare. Siamo in quel di Monfalcone, in questo caso un'etica per il futuro, appuntamenti di filosofia, e qua c'è il titolo, 6ª edizione. Questo è il manifesto, è partito dal 29 ottobre al 3 dicembre. Per quanto riguarda Monfalcone, la scheda di promoturismo FVG presso la biblioteca di Monfalcone, anche la biblioteca di Monfalcone, ma anche presso il teatro comunale di Monfalcone e poi la sala conferenze della biblioteca comunale di Monfalcone. Questa domenica alle ore 10:30 in biblioteca comunale con Federico Leoni dell'Università di Verona col tema di etica, mondi virtuali e intelligenza artificiale. Questo appuntamento organizzato dal comune di Monfalcone con la collaborazione dell'associazione Territori delle Idee di Festival Mimesis e con la biblioteca comunale di Monfalcone. E questa è la seconda cosa da fare per questa domenica nei territori dell'antica contea di Gorizia. Andiamo a vedere la terza cosa da fare. Ritorniamo a Gorizia perché questa domenica 29 ottobre c'è l'Open Day al Canile di Gorizia, domenica in compagnia degli amici a Quattro Zampe. Questo è l'Open Day per quanto riguarda le porte aperte al canile comunale, come vedete dal manifesto, dalle 10:30 alle 16 in via del Camposanto a Glucinico. Per quanto riguarda qualche titolo, la descrizione, conoscere gli ospiti a Quattro Zampe, le loro storie, regalerà la gioia di passare del tempo insieme a loro in questa domenica al canile comunale di Gorizia. Per maggiori informazioni 392 50 90011. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato ad altra data, organizzato dal comune di Gorizia in collaborazione con la Cuccia Onlus. Non c'è altro, vi salutiamo qua. Se passate dalle nostre parti, dalla nostra pagina Facebook e ci lasciate un like, ci permettete di tenere compagnia a sempre più persone. È tutto, dicevamo, per oggi. Se volete segnalarci qualcosa, la nostra mail è alessandro.bonfanti@libero.it.